di casa chiamata a rifarsi dopo 3 sconfitte consecutivi ospita la formazione di mister Gabriele Landi, reduce da 3 risultati utili consecutivi. Benvenuti da Udino Baggio per Roplos, dal Palamazzalovo e marca Mestre Fenice. Braccaro, Zandonà, ruleta, si accentra, Zandonà ancora libera per Garbuio, di fronte a Stefanuto, non trova la via, andare all'1 contro 1. Mette dentro, la deviazione di Fraccaro è decisiva per la ripartenza in contropiede della marca con Marchiori, ne salta 1, 2 contro 0, Marchiori dentro, direttamente in porta al diagonale, 1-0 marca Futsal, ci pensa il classe 2008. E nel link in descrizione trovate tutte le informazioni per le novità di Roplos con la R, le mix card, R come ripartenza su cui ci va Fraccaro, il taglio di Garbuio servito in profondità, Garbuio salta anche il portiere, però ancora Garbuio a servire Zandonà, Zandonà la protegge con il fisico, Garbuio di nuovo, la parata di Stefanuto, Zandonà 2 contro 2, è partito sulla laterale Garbuio, servito in mezzo dalla parte opposta, arriva Marchiori, chiuso da Stefanuto. Manovra al Mestre Fenice, dare ancora da Pettino, invece va lateralmente su di lui in pressing il numero 23, Fornasier parla in mezzo, Guariento svernicia il palo esterno, e Bergamo e Guariento si guardano i due, Bergamo va incontro, la palla messa dentro, la deviazione decisiva è del numero 23 Giacomo Fornasier che consegna il pareggio alla squadra ospite, autogol. Garbuio la protegge con il fisico, conserva questo pallone, la vuole umana dalla parte opposta, riceve invece Lima, spalla alla porta, Lima ancora da Garbuio, palo esterno. Caro, appoggia Bresolin, guarda a lungo e va da Garbuio, la protegge, Garbuio si gira cadendo, la parata e poi si salva in 2 tempi. Un po' sbilanciata la formazione di casa, infatti torna Garbuio, Franceschini sulla sinistra, pressato da Nicoli, Franceschini si accentra, il riflesso a mettere in angolo di Bresolin, la larga, tocco dietro da Marchiori, Nicoli la lascia lì a Zandonà che col mancino non... Franceschini tenta il numero, Fraccaro ci mette la gamba, gliela porta via, Fraccaro può andare, sulla destra c'è anche Garbuio, servito, messa in mezzo, non la trattiene Stefanuto e Fraccaro ha solo un cioccolatino da scartare, 2-1, torna in vantaggio la marca con il numero 7. Franceschini può andare, ci crede Garbuio che gliela sradica, Garbuio rasoiata vincente sul secondo palo che vale 3-1 marca Futsal, il numero 17 capitano classe 95 Alberto Garbuio. E giù su questo corner c'è Puleo contro movimento, adesso il secondo palo servito schiavinato al limite dell'area, Puleo dall'altra parte, grande manovra del Mestre Fenice e Puleo va a segno, gol del 3-2. Guariento evita il pressing di Bottega, manovra ancora il Mestre Fenice, palla che attraversa tutto il campo, arriva tra i piedi di Bergamo che va alto, dare fuori da Bottega che la vuole, la rasoiata, risponde presente questa volta Stefanuto sul tiro sul secondo. Guariento Filippo, una serie di dribbling, poi se la sposta con la sua, la serve Alessandro, Guariento che pesca sul secondo palo Franceschini, la mette out di... lascia Fraccaro, bello l'esterno per Bottega che poi va col petto, doppia deviazione, la palla alla fine arriva a Bottega che col mancino la mette sotto la traversa e fa 4-2 marca Futsal al Palamazzalovo. Che va alto e lungo ma intercetta Zandonà, la palla che resta alta, ancora a Guariento con un palleggio che stoppa, invece Garbuio di petto si coordina, chiude le gambe Bresolin, sta tornando in porta anche Alessandro Guariento, portiere di movimento, Umana sul secondo palo, Franceschini libero sulla sinistra sotto, invece cercato Guariento, sbaglia tutto, Zandonà fa partire un sinistro lento ma preciso che si accomoda in porta, solo Guariento a crederci, Mestre Fenice cerca di accorciare le distanze ma va malissimo e Zandonà fa 5-2. Chiavinato, Alessandro Guariento, va da Filippo Guariento, il controllo e la conclusione direttamente in porta all'altezza del calcio d'angolo, trova il gol del 5-3 il Mestre Fenice con il numero 14. Fraccaro e Garbuio tagliano dentro, esce invece dalla marcatura Nicoli, la restituisce a Zandonà, conclusione vincente probabilmente di Zandonà, ma sembra che Garbuio gli voglia dire l'ho toccata io. Franceschini allarga da Puleo, dentro di prima interviene Bresolin, attenzione 2 contro 2 ma senza portiere, Nicoli in mezzo dentro, ancora il numero 17 Garbuio, 7-3 marca Futsal, applausi del Palamazzalovo e si attende solo il suono della sirena che arriverà tra qualche istante, eccolo qui, fine dell'incontro, la marca Futsal di Montebelluna dopo 3 sconfitte consecutive torna a vincere in casa di fronte al proprio pubblico contro il Mestre Fenice, 7-3 risultato finale.